Beh, ara che siete tutti qui, vi voglio contare un'storia. A cosa passava il tempo della Smagnavodo e la mère Durand alla Piazza della Luogia a Dueso, e un cielo Marius per la Sazù, e da quel tempo qui, io dopo lo stavo, ma enfin, non avevo problemi. Ma la mère Durand aveva lo scorso un po' sarato, e sul tavolo era un po' un'auto, e mon Marius mangiava pas trop, si ingraissava pas trop. Ma da quel tempo qui, cioè io passavo per qui, per la porta, se parlava pas di chômage, ni mai di congé pagare, enfin non avevo problemi. E la settimana passata, poi, si campello di menci, e come la mère Durand era una femmina ben devota, dicevo a Marius, ah, Marius, ieri di menci, ciao alla messa. Alla messa tu fai il Marius, il che era il patrono o jamais, ma enfin, come avevo l'abitudine di ascoltare, partirono alla messa. Arrivano alla chiesa, la mère Durand prende una ciadera, ne fa passare uno in Marius, la mère Durand prende una chapelle, un libro di messa, ma il Marius che ne funziona pas gran causa. Era plantato come un litre, lo manda a su un rastel, e spiava de drescio, de gaucho, d'avon, d'arrière, tutto per un costo di si portano sopra il piede della chiesa, e te vedi il buon Dio mandato sopra la croce. E adesso li fai come co. Me paura bon Dio, me che sia magro, me sia come io, sai chi, a fare il mangiare dove la mère Durand. Cosa passava ancora? Il y avait un giovane che era partito in villa, e la campagna non interessava pas, partì per Parigi, e a Parigi con avevo bene, mi piace come tutti gli altri, veniva in vacanza, e arrivai, montavo questo un perro che dagliavo, e son père campava di fe, ma él era qui plantato, lo spiavo fare, era passato di bianca di mano, e poi io avevo un rastello qui per terra, e lo frettavano di son père come co, e facevo lo fi, diceva a son père, dis donc papa, che c'est cet outil là, pourquoi ça sert cet outil? E son père che faceva lo fi, gli rispondeva pas, e poi in altre cose diceva, che c'est cet outil, che c'est cet outil? E a forza di appuyare sulla pure che il rastel si revira, ti ne fai petanco per sul naso, e si fai come co, oh porco di rastel, son père che gli fai appresso, o sabe ara di che vede che lo utis. Con la confessione della Vittorio. La Vittorio aveva l'abitudine di andare a confessare ciaco festo. E che il giorno, il 15 d'agosto, prendeva sa picciata carne, sa cuifo, e lavorava tranquillamente le sie della Bernardo, quand sopra in Buissù rincontrò un uccello. Dice, di che sa comai? La massa, le spinge un po', e come ci fava un po' di già, era un po' avanzato che la bestia. Ma dice, tampi, la vas ammassata, tu non me la mangerai bene. E glisso codi in su un cutello, e davalo. Quando arrivava incontrò la Giuni, che gli disse come co, dai buona una tazza di caffè. All'auto di noi che hai spero ma famiglia che viene, e vuole pas mi mettere in ritardo, e di viene vai a guardare fa. E in effetti, tutto in bevendo il caffè, la Giuni che virava i tour di ma vittoria, sentì che beh che co, sentì pas tan buon che co, ma di che pas mai. E là come vittoria se ne vai, e arriva au cura. Il cura parti déjà era in train di confessare, e ma vittoria rentro. E con che di qualche nostro père, qualche piccia che aveva cominciato, il cura gli dice, ci è sortito un po' che il ciappelè, e in rabalè, e in sacca in sa mano sotto il cotillo, bulleghetto una maglia che lo uccello, e mettiamo a dire che nel Montevideo Revolution che il cura se manca dirà. E gli fai come vittorio, e a chi con che se passa che è bien normal. Oh, e lo che gli fai come co, c'è pas pomo sul cara, cosa pare, cosa ma tortulo. Ma sta tortulo che di, oui, cosa ma tortulo che di. Ma lo cura gli fai, la cioriella va un po', eh? Oh, il vous en fate pas, noi, mon nome si regala della pluma.